Stiamo ricordando i 180 anni della nascita del Corpo dei Civici Pompieri, allora erano chiamati Zappatori Pompieri di Mantova, e soprattutto della prima uscita che hanno fatto, il primo saggio che hanno fatto in pubblico il 30 maggio del 1833. Faremo un excursus di un centinaio, 220 anni, perché 100 anni dopo, nel 1933, a Mantova avviene la quinta giornata del pompiere, che è stato un raduno dei vigili del fuoco, ancora erano tutti corpi a livello municipale, e questi corpi venivano da tutta Italia, addirittura dalla Sicilia, da Catania, dalla Puglia, e hanno fatto una giornata importantissima nella nostra città. Ricorderemo anche com'era e dov'era la caserma di Via Agrioli e ricorderemo i nostri vecchi di quei tempi. Questo anniversario ci fa cogliere l'occasione per ripresentare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e comunque i Vigili del Fuoco in Italia come una organizzazione che deve essere più legata, più diretta, più conosciuta dai cittadini, perché a differenza di quanto accade in tutta Europa, in Italia i Vigili del Fuoco non sono conosciuti. Un po' la politica, ma anche il sistema delle comunicazioni ha premiato soprattutto negli ultimi tempi la protezione civile, che altro non è che un contenitore nel quale operano i vigili del fuoco. Ma c'è una grande differenza, perché l'elemento umano dei vigili del fuoco è quello che è maggiormente impegnato nel sacrificio personale e quindi deve essere preparato, deve essere formato, deve essere motivato e deve essere conosciuto. È molto importante, ritengo molto importante non dimenticare da dove veniamo e ricordare la nostra storia, tenere sempre vivo il ricordo di coloro che ci hanno preceduti. E questa è una cosa fondamentale, perché lo spirito è sempre lo stesso, lo spirito che anima i nostri giovani moderni è sempre lo stesso spirito che animava anche coloro che prima di noi operavano per lo stesso scopo, quindi con la stessa generosità, con lo stesso spirito di abnegazione e spirito di servizio per i concittadini e per la popolazione. Quindi è una cosa, poi il fatto di avere qui la fortuna di avere questo museo, che per iniziativa dell'ingegner Colangelo è nato ed è il più grande d'Italia, è il nostro fiore all'occhiello ovviamente. Quindi ogni volta che organizziamo qualche manifestazione in questo quadro, in questo diciamo, scenario, sicuramente ci riempie di orgoglio dimostrare quello che a Mantova siamo riusciti a fare.